Cari telespettatori, ben arrivati al nostro appuntamento alla scoperta del territorio della regione del Veneto attraverso i suoi prodotti, quelli che hanno avuto il riconoscimento del marchio IGP. In modo particolare ci troviamo nel cuore del Polesine e soprattutto alle mie spalle c'è una torre identificativa, la Torre Morosini, che riconosce in qualche modo il consorzio dell'insalata di Lusia. Nel marchio del consorzio infatti vediamo Torre Morosini nel centro, L, Lusia, insalata di Lusia è il marchio identificativo, e il nostro percorso, il nostro viaggio verrà proprio a farvi scoprire quelle che sono le peculiarità di questo straordinario prodotto che nasce da un territorio abbastanza recente, riceve un riconoscimento nel 2009, nel 2011 si costituisce il consorzio e vedremo che le caratteristiche del terreno, alquanto sabbioso, il fatto che è un terreno che a 1 metro di profondità riceve ed è bagnato le acque del fiume Adige, gli danno una connotazione molto minerale, quindi l'insalata sarà un prodotto particolare proprio perché le connotazioni climatiche di questa zona, delle composizioni del terreno e altro ancora, la lavorazione stessa, fanno sì che questo sia l'unico prodotto insalata con il riconoscimento IGP a livello europeo. Ma dobbiamo lasciare questa straordinaria torre che era parte di un castello, quello dei Morosini, quando il Polesine era dominio di Venezia, per portarci ai tempi attuali nella zona di produzione dell'insalata proprio qui vicino. Seguitemi. Con il presidente del consorzio insalata di Lusia, adesso vedremo anche le tipologie di insalata, signor Bragion, grazie di ospitarci, faremo questo percorso di conoscenza e quindi entreremo a scoprire perché e come nasce questa insalata di Lusia, perché un riconoscimento unico a livello europeo di insalate, tra l'altro, proprio qui nel Polesine. Buongiorno a tutti. Sì, ecco, l'unica in Europa, perché naturalmente Lusia, essendo un territorio molto sabbioso, è molto adatto agli ortaggi. L'insalata di Lusia IGP è proprio il fiore all'occhiello di questi ortaggi. Già negli anni 50 si quotava nei mercati di Verona, di Milano, con prezzo a parte, proprio per le caratteristiche sue che aveva. Il terreno ha caratteristiche sabbiose, perché? Perché come vede qui abbiamo l'Adige, quindi questo ha portato, sono state delle esondazioni a fine del 1800 che ha portato del terreno sabbioso proprio qui, quindi ricca di sali minerali, che dà le caratteristiche a questa insalata, di cui sono 2 le tipologie: l'insalata gentile, questa che ho in mano, e la cappuccia, la Tuga cappuccia, che è leggermente diversa. Adesso vedremo di che cosa si tratta. Questo terreno comunque è un terreno recente, tutto sommato, rispetto ad altri terreni di pianura. Sì, dunque c'ha 50 anni, 60 anni di vita. Una volta si faceva mais, grano, e poi dopo queste esondazioni, quindi non potendo più coltivare non avendo resa su questi raccolti, l'ortolano di Lusia ha ben pensato di provare gli ortaggi, e da qui è nato la raccolta degli ortaggi. Ci sono più di 50 varietà di prodotti, e l'insalata è, come si dice, distinta tra questi ortaggi, no? E Lusia è conosciuta difatti per le insalate. Allora, il consorzio, che ha natura recente comunque, abbraccia un percorso molto interessante di diversi comuni, quindi non soltanto Lusia. Sì, il consorzio è nato nel 2011 proprio per salvaguardare questa produzione, salvaguardarla e promuoverla. Ci sono 10 comuni nei dintorni di Lusia, tra Padova, a ridosso dell'Adige, tra Padova e Rovigo, 8 in provincia di Rovigo e 2 in provincia di Padova. Tutela. Quindi noi, come dopo un iter di circa 10 anni, siamo riusciti a ottenere questo marchio di tutela, e quindi c'è un disciplinare che il consorzio deve tutelare. Questo disciplinare riguarda quelle che sono le concimazioni, le distanze tra insalata, proprio per avere la certezza che il prodotto sia più uniforme e più salubre possibile.
Ecco, ma perché un consorzio? Che cos'è un consorzio e cos'è un riconoscimento anche IGP? Poi andremo a vedere anche come la viene coltivata e quali sono anche le caratteristiche proprio del prodotto che ne nasce. Il consorzio ha già appunto l'obbligo, attraverso i suoi vigilatori che naturalmente vengono nominati dal Ministero, di controllare che il prodotto venga fatto secondo le caratteristiche che si è richiesto da disciplinare e poi di promuovere. Questa è un'azione che il Consorzio è importantissima proprio perché deve far conoscere al consumatore le caratteristiche e la salubrità di questo prodotto. Pensi che solo l'8% dei consumatori conosce i prodotti DOP IGP e penso che sia l'unico modo per tutelare come si dice, di distinguere la salubrità del prodotto, perché tutto il prodotto che normalmente è sul mercato, non essendo certificato, non c'è modo di risalire. Noi sui nostri lotti mettiamo la data di raccolta e dei lotti distintivi proprio per andare a risalire tutte le problematiche che possono esserci nel prodotto. Quindi ecco, si fanno naturalmente delle analisi del terreno dove si va a verificare lo stato del terreno, quindi in funzione a com'è lo stato si dà il giusto necessario perché la coltura possa crescere in maniera uniforme, poi si va a ricercare com'è lo stato anche del territorio, con la salubrità del territorio. Difatti adesso stiamo proprio portando avanti assieme alla Regione Veneto uno studio di quel che è lo stato dell'aria, dell'acqua e del terreno di questo territorio. Quindi vedere come è sotto il profilo della biodiversità la situazione di Lusia. Io ho avuto proprio il controllo la settimana scorsa proprio su queste cose e diciamo che si fanno di quelle scoperte veramente che è importante farlo questo cosa, perché noi vogliamo tutelare quel che sono il consumatore e dire al nostro consumatore come è fatta la nostra insalata. Ecco, tra l'altro adesso qua stiamo vedendo un campo, uno dei campi, perché poi naturalmente vediamo che il territorio è molto molto vasto. Come deve essere coltivata? Ci sono delle retine per esempio di protezione dalle intemperie, dalla grandine, dalla pioggia troppo forte, perché è delicato il prodotto. Ci sono modalità anche di raccolta che stiamo vedendo appunto da parte degli operatori del settore, di prepulitura, poi di pulitura e poi arriveremo al mercato per la vendita finale. Allora, l'insalata viene naturalmente, qui a Lusia abbiamo una filiera completa per quel che riguarda l'ortaggio, no? Le piantine, ci sono dei vivai che sono a livello europeo che vanno a produrre le piantine, poi le portano ai produttori che le mettono a dimora a una distanza di 35 cm, 32 x 33 all'interno delle prose. Viene irrigata abbondantemente sulla fase proprio di trapianto, di attecchimento al terreno e poi sempre più a bisogno, diciamo, no? L'irrigazione viene fatta attraverso dei microsped, un impianto di irrigazione a bassa pressione proprio per non disperdere inutilmente dell'acqua, finché si porta a prodotto finito e che la raccolta viene fatta a mano e viene fatto un prodotto idoneo per l'insalata idonea per essere certificata. Noi la prepariamo, la raccogliamo, la portiamo al confezionatore che lui la controlla e la mette sulle cassettine che abbiamo visto e quindi la certifica. Ecco, tra l'altro quando avviene la raccolta dell'insalata ci sono degli scarti per cui viene già preselezionata, non viene raccolta tutta, alcuna ne resta perché non è idonea e viene anche tolto il latte, no? Che ci mostra. Appena raccolta l'insalata di Lusia rilascia, come si può vedere, rilascia del latte, un acido lattico qui. Questo fa sì che il picciolo diventi tutto rosso in breve tempo, quindi è nostra cura passare subito con uno spruzzo d'acqua per togliere questo latticino e quindi il picciolo resta bianco. Il picciolo bianco è segno anche di freschezza del prodotto.
Quindi bianco possiamo riconoscere che un prodotto è fresco. E l'altra caratteristica di questa insalata, ci sono due o tre tipologie di insalata di Lusia. Due tipologie, c'è l'insalata gentile, che è questa qui in mano, e l'insalata cappuccia, quella che ha la foglia un po' più liscia. Secondo lei che caratteristiche di sapore sono diverse una dall'altra? Diciamo è una questione di gusto personale, non ci sono grosse differenze, diciamo, no? Una ha più il gusto più verde, diciamo, e l'altra è più morbida, diciamo, ecco. Ecco, allora arriviamo un po' al momento anche in cui l'insalata deve crescere, i tempi per farla crescere, quando deve essere raccolta, e poi il fatto che una volta che viene tolta, come abbiamo visto, non è che immediatamente viene ripiantata, non vengono messi dei semi, se non sbaglio, ma adesso mi racconterà meglio lei, ma ci sono delle alternanze culturali. Esattamente, cerchiamo sempre, naturalmente gli scarti culturali vengono interrati, servono come concime, e poi naturalmente si cerca di alternare le coltivazioni. Naturalmente dove c'è insalata andrà un altro prodotto, non so, sedano piuttosto che cicoria, piuttosto che bieta, e l'insalata viene sempre alternata con altri prodotti. La raccolta avviene la mattina, quindi il lavoro inizia la mattina e poi? E poi naturalmente nel pomeriggio ci sono tutti gli altri lavori che servono, la zappatura, naturalmente la copertura, perché come vede noi mettiamo anche delle reti antigrandi proprio per proteggere il prodotto, perché naturalmente ormai con questi acquazzoni così violenti basta un acquazzone per creare delle microferite che poi innescano delle malattie. Non è insalata di serra? C'è anche insalata di serra, però la maggior parte nel periodo estivo viene fatta all'esterno. Quali sono le condizioni ottimali per una buona insalata di Lusia, marchio GP? Beh, naturalmente il caldo, l'ambiente che sia il meno piovoso possibile, diciamo, perché comunque noi abbiamo dell'acqua salubre qui dell'Adige che va benissimo per l'irrigazione, e basta, mi sembra. Benissimo, assolutamente. Allora adesso abbiamo visto la raccolta dell'insalata, viene conferita nelle cassette che hanno il marchio riconoscibile, viene portata poi al mercato, e allora andiamo a scoprire questo mercato di Lusia. Quindi dall'azienda agricola, dalla terra, fino alla vendita al mercato, per poi un passaggio successivo, naturalmente, quello dei mercati più specialistici o la grande distribuzione. Siamo al mercato ortofrutticolo di Lusia, con me il signor Pozzuolo, che è un tecnico di Oppo Veneto. Allora, le ringraziamo di ospitarci qui, una struttura di un mercato molto importante e strategico per l'area del Veneto stesso. Le aree del Veneto molto spesso sono legate a grosse tradizioni. Questo è un mercato alla produzione che ha oltre 50 anni. I produttori sono stati molto bravi perché alcune aree non erano proprio nelle condizioni migliori un secolo fa. Le hanno modificate, le hanno modellate e quindi hanno trovato la dimensione proprio funzionale per fare gli ortaggi di qualità. In pratica da oltre 50 anni, 60 anni vorrei dire, qui c'è una grossa tradizione legata alla produzione di ortaggi, una gamma importante, ci sono più di 50 specie, tra cui ovviamente le insalate hanno saputo negli anni conquistarsi anche il riconoscimento dell'identificazione geografica protetta, l'IGP. La seconda per esempio referenza del mercato, dopo il gruppo insalate, è la carota a ciuffo, che è un qualcosa tipicamente di queste aree del centro Italia, quindi noi in questo modo riusciamo anche a garantire un completamento di quello che è la nostra area mediterranea di produzione. Noi siamo poi logisticamente più vicino alle grosse città, per cui ci hanno chiesto negli anni di integrare la gamma degli ortaggi e i produttori sono stati bravi a recepire. Molto spesso nelle annate scorse ci hanno messo anche del loro, quindi hanno ricercato, hanno incrociato, hanno fatto delle riproduzioni. La manualità dell'uomo è legata fondamentalmente alle aree di produzione, però le aree di produzione sono legate a un territorio e a una serie di prodotti che nel tempo si sono mantenuti, e quindi questo sta a significare che hanno trovato la condizione ideale di produzione. Quindi noi siamo in grado, dal taglio del mattino di buon'ora del produttore che si alza presto per garantirci la raccolta nelle condizioni ideali, entro 24 ore siamo al punto di smistamento di qualsiasi area del nord Italia.
Grazie. Allora, siamo riusciti a fare un percorso, a farvi soprattutto conoscere la strategia di un prodotto, la qualità di un prodotto che viene riconosciuto dalla Regione del Veneto, che ha delle peculiarità che naturalmente sono legate necessariamente a un territorio che nella fattispecie concreta è quello straordinario del Polesine, che in virtù delle sue caratteristiche non solo geomorfologiche ma anche climatiche dà vita a dei prodotti che hanno avuto un riconoscimento meritato. Non vale la pena quindi di provare, di assaggiarli e soprattutto di visitare queste zone. Buon proseguimento, grazie.